Siamo con Stefano Tognazzo della UIL di Padova. Oggi c'è un convegno che unisce i tre sindacati contro una proposta di Renzi. Qual è la vostra controproposta e perché la criticate? Noi stiamo preparando una controriforma della pubblica amministrazione perché condividiamo il fatto che questa va fatta. Non può essere fatta sul malumore dei lavoratori che sono senza contratto da 5 anni e non può essere fatta senza consultare le parti sociali. Per cui stiamo preparando una serie di quesiti di articoli che danno delle indicazioni chiare e presenteremo una nostra riforma già predisposta e pronta a questo governo, perché abbiamo il sospetto che quello annunciato in TV possa essere solo uno spot elettorale, perché abbiamo comunque la necessità di riformare tutto e stiamo lavorando su questo consultando i lavoratori. Oggi infatti stiamo facendo assemblee in tutta Italia in contemporanea. Ecco, ma qualche punto in particolare? Sicuramente noi abbiamo predisposto 44 punti e il punto in particolare principale è quello che non bastano gli 80 euro per una parte di lavoratori, ma si devono rinnovare i contratti, per cui è il 45esimo punto. Diciamo che qualcosa di quello che è stato detto lo condividiamo anche rispetto ad alcune scelte del governo, però di fatto va dato un'indicazione forte sulla digitalizzazione, su alcune questioni importanti, sulla sburocratizzazione, sulla questione politica che può essere importante per fare una riforma seria.